La seconda del convegno bolognese è un'altra prova riservata ai 3 anni. Questa volta si alza il tiro, ci sono i professionisti in salchi, in 6 al via. Uno Demetra Rock Davide Nuti, 2 Demetra Rock Davide Nuti, 3 Dimpian Up SM VP dell'Annunziata, 4 Diablo Andrea Farolfi, 5 Daniel AV Manuel Pistone, 6 Dexter Ferm Alessandro Gocciodoro che è di galoppo dietro la macchina, 7 Dawson dei Greppi Maurizio Cheli. Autostar che prende velocità. Ed andare da davanti è Diablo, che in poche battute scavalca Dimpian Up SM e Demetra Rock. Poi Dawson dei Greppi. All'esterno rimane Daniel AV, che vista la rottura di Dexter Ferm dovrà gioco forza agire allo scoperto. I primi 200 metri di Diablo se ne vanno in 15-1, con il leader che può rallentare un po' il ritmo. Daniel AV che inizia a farsi avanti all'esterno, trascinandosi Dawson dei Greppi. I primi 400 se ne vanno in 34. In vantaggio Diablo, Daniel AV che avanza al largo, lungo i birilli c'è Dimpian Up SM, Dawson dei Greppi in pariglia e Demetra Rock alla retroguardia. I 600 del battistrada se ne vanno in 45-9. Parziali costanti, quelli imposti davanti da Andrea Farolfi in salchi all'allievo di Andrea Sarzetto. E il pelotoncino compatto va a transitare i primi 800 metri in 1-1-1. 37 questi 400 metri. Diablo davanti, Daniel di fuori, Dimpian Up lungo la corda. Dawson dei Greppi in pariglia e Demetra Rock in ultima posizione. Non cambia nulla al chilometro in 1.17.4. Frazione molto calma sulla curva di destra. Daniel AV cerca di andare ad apparigliare completamente Diablo, il quale per il momento replica a 400 metri dalla conclusione. Una frazione in 14,5 per Diablo, che ha respinto il primo tentativo di Daniel AV. Lungo la corda Dimpian Up SM, poi Dawson dei Greppi e Demetra Rock a 200 dalla conclusione. La frazione in 14,3 di Diablo, che cerca di scrollarsi di dosso Daniel AV, il quale torna coraggiosamente vista la dritta. Diablo in vantaggio, Daniel di fuori, Dimpian Up lungo la corda. Diablo che ha ancora una di margine a 50 dal palo. Diablo che la vince tatticamente nei confronti di Daniel AV, che corre bene tutta di fuori. Al terzo posto Dimpian Up SM, 29,2 la chiusa. Un minuto gli ultimi 8, 1.15.4 a ritmo costante per il successo di Diablo. Andrea Farolfi e Andrea Sarzetto, i colori di Ketty Mekor. La vittoria del figlio di Napoleon Barre, Rapid Lady, che come l'ultima volta a Treviso, sferrato di 4, riesce a cogliere il successo in percorso di testa preciso. Daniel AV è secondo, Dimpian Up SM terza.